Sopralluogo stamani del sindaco della città Francesco Miccichè al cantiere di Contrada Misita dopo la protesta di alcuni giorni fa da parte dei residenti impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni per via del ponte chiuso sulla strada provinciale 71B Cavaleri Magazzeni dal chilometro 1,500 al chilometro 1,900 per la sostituzione dei giunti stradali sin dal 10 aprile fino a cessato bisogno per la messa in sicurezza e l'eliminazione delle condizioni di pericolo, questo quanto indicato nell'avviso installato all'ingresso del cantiere. I cittadini più volte hanno chiesto all'amministrazione provinciale e al direttore delle infrastrutture stradali del libero consorzio di avviare il senso di circolazione a una corsia, predisponendo magari un semaforo per regolare il traffico delle auto. La risposta è stata assolutamente negativa da parte dell'ingegnere preposto ai lavori. I cittadini nel corso della loro protesta hanno più volte evidenziato, anche con foto e video, che spesso il cantiere è vuoto, mancando le maestranze che eseguono i lavori. Ciò provoca ovviamente tempi più lunghi. Insomma, una situazione di grande disagio che ha spinto i cittadini residenti a chiedere la collaborazione del sindaco e delle autorità preposte comunali per fare pressione affinché si possa istituire il senso alternato di circolazione. Stamani il sopralluogo del sindaco Miccichè che ha detto che farà il possibile per fare attuare il provvedimento. Siamo qui sul ponte che porta in Contrada Misita, ho fatto il sopralluogo stamattina per verificare in effetti il disagio che si era creato agli abitanti di questo quartiere. Ho contattato il direttore dei lavori, sono anche il mio ingegnere Gerlando Principato che mi assessore ai lavori pubblici, che peraltro è uno degli ingegneri che ha lavorato per il ponte Morandi a Genova, quindi grande esperto in questa tipologia di lavori. Stiamo trovando la soluzione per poter al più presto riaprire la strada a metà corsia per far sì che il disagio che si è creato fino ad ora viene risolto.